O dopo Giude al marcià quintri di Carnion e dalla Tergateo, e al copà 25.000 di loro. Dopo di veio battus e frucias, al marcià quintri de fuartece di Efron, là che si era sistemat l'isie, con un esdrume di inte di ogni giernassie. Denandes muris a ieri impostasi giovins, plui fluars, e a combattevin con vigorie, piel che tessitat e era state prontate una grande scorte di macchinis e di robe di trai. Dopo di ve clamati il paron, che con potenza al fische li sfuarcis dai nemis, i giudeos a faser incolà la citat tes lor mans e a copare in vince 5.000 di chei che erin dentri. Tornassi da ur di lì a marciare in de bande di Beisan, citat che è distan di Gerusalemme, 600 stadis. Ma i giudeos che erin a sta a 20 a testimoniarin che la in di Beisan era state buine con loro e che io aveva soccorrus dal team de disgrazie. Allora io ringraziarin e io raccomandarin di essi ben disponus dai confronti del loro popolo, anche per la vigni. Arrivarin a Gerusalemme sotto le feste de Setemanis. Dopo le feste che i disin des Pentecostis, a marciare in quintre di Gordie, comandante i Dumee, che agli essi a combatti con 3.000 fans e con 400 avalirs. Mettus in schiri e pal combattimento, un po' di giudeos a restare sul terreno. Un certo Siteo, chiavalir di valore dai tubians, aveva intanto brincat Gordie e, tignin dur per manteline, lo strisinave di tutte forze con l'intento di chiapaviv che il maladetto. Però un dei chiavalir de tracce i plombà per mis e i chioncià al braccio. Così Gordie arrivava a fuì vers Marese. Stant che gli oms di Esdrin, dopo mai che combattevin a ieri in Scanas, Giude al preal signor di palesassi tante loro alleate guide dal combattimento. Poi dopo, dat su te lenghe dai vons il berle di vuere che si compagnava con i chiantis, al plombà bottes clop sugli oms di Gordie e io faseta l'onà. Allora Giude al dedoglie l'esercito e arrivate città di Odolam. Rivade la 7ª giornata, si smondeare in daur l'usance e a passare in la sabide. Tal doman, quanche zaromai la robe si scugneve fale, gli oms di Giude all'erin a regonà i cadavers per mettere io insieme coi loro parenti, tai tombai dai loro vons. A chiatarin però, sotto de toni di ogni muart, argais consacrarsi ai dios di amnie, che la legge ora inibisse ai giudeos. E così, tutti a capire in la ragione che erin muars. Per la qual tutti, dopo di aver benedito il Signor, giudice just, che mette in luz le robe splatadis, attaccarin a preà, domandando che fosse cancellato fin da pite il peccato che aveva fatto. Il gran Giude allora gli raccomandò alla sua int di mantenersi senza peccato, mediante che aveva inviato con i loro voi, ciò che gli era succeduto per colpa del peccato di che era in colas. Poi, fatte una colletta, un tanto per romp, al mandò a Gerusalemme un 2.000 drachmi d'arint per far offrire un sacrificio per il peccato, agendo così in maniera un'evore buona e splendide, pensando alla resurrezione. Difatti, se lui non avesse avuto speranze che era in colas, a saresse resuscitas, al sarebbe stato di bante stupido per i muars. Ma se lui al pensava alle ricompense splendorose, che i metodi di bande, perché che si indormidisse in te loro religione, il suo pensiero all'era santo e giusto. Proprio perché lui al fase offrire il sacrificio di espiazione, perché che era in muars, perché avessi la remissione del peccato.